La negatività non mi attrae per niente. Ormai è da tempo che cerco solo ed esclusivamente di circondarmi di cose positive. Nel mio piccolo cerco anche attraverso la musica di dare degli spunti positivi. Ma quello che sta succedendo da 2 anni a questa parte è un qualcosa di inaccettabile. Il mondo sta prendendo una brutta piega. Leggevo qualche ora fa una notizia a dir poco sconcertante, per me, soprattutto per me, che sono un amante degli animali. Per me gli animali sono un po' come i bambini e non riesco a tollerare chi maltratta creature innocenti, appunto come gli animali, i bambini, le persone anziane, le donne. Non auguro il male a nessuno, ma la disonestà mi fa schifo. Ed è una cosa che non riesco ad accettare. Figuriamoci chi si prende gioco, addirittura ammazza anime innocenti, creature innocenti come gli animali, i bambini, eccetera, eccetera. Leggevo qualche ora fa una notizia che ha dell'incredibile e che mi ha ancora una volta distrutto, e non è la prima volta. Cani e gatti domestici ammazzati in Cina, padroni in quarantena, risultati positivi a questa farsa merdaccia che non esiste né in cielo né in terra, uccisi in maniera gratuita così, perché definiti positivi al Covid-19. Cosa penso della Cina? Posso soltanto dire che sappiamo bene, benissimo, la storia lo insegna, come la pensa la civiltà cinese e cosa fanno con queste povere anime innocenti da anni, da secoli, da un sacco di tempo. Solo al pensiero, immaginare la sofferenza di questi animali colpevoli di non so cosa, morti, ammazzati, uccisi, senza un briciolo di scrupolo. Questo è un mondo di merda. Siamo nel delirio totale. Siamo ormai ad un punto di non ritorno. Io veramente invito a non divulgare più determinate notizie sui social. YouTube dovrebbe assolutamente tutelare, dovrebbe censurare YouTube, il web in generale, video con contenuti del genere, perché ci sono dei video che girano. Ci sono video che girano, ragazzi, e nessuno fa nulla. Il web permette a chiunque di pubblicare tutto quello che vuole, tra cui maltrattamenti, uccisioni di ogni tipo, di ogni genere, perché ci sono dei video o perlomeno delle immagini che girano liberamente che non si possono guardare assolutamente. Io spero veramente che ci sia giustizia. Quando parlo di giustizia, non solo a favore degli animali, anche, in generale, giustizia per tutte le donne, bambini e animali che vengono maltrattati, ammazzati senza pietà. Con quale coraggio certi individui agiscono. Può sembrare banale quello che sto dicendo, ma non lo è, ragazzi. Io dopo aver letto quella notizia ho provato una tristezza e una pena non indifferente, perché di fronte a certe tematiche provo un male terribile e mi è successo anche in passato, perché su YouTube, ad esempio, c'è qualsiasi tipo di materiale, c'è di tutto. E poi rompono il cazzo, YouTube rompe il cazzo se qualcuno inserisce una canzone con diritti d'autore
o Facebook, YouTube, Facebook e tutti gli altri social rompono il cazzo dal momento che una persona inserisce un video con una canzone, ad esempio, tutelata, come è giusto che sia, con i diritti d'autore, mentre quel materiale gira liberamente su YouTube, su Facebook, su Instagram, sul web in generale, e ci sono persone che condividono. C'è chi lo fa per informare e c'è chi lo fa semplicemente perché si diverte a farlo. E quelli, ad esempio, secondo me sono dei potenziali delinquenti. Sul web, che ormai è alla portata di tutti, ci sono persone di tutte le età, tra cui anche bambini, ragazzi, gente sensibile, che si è rotta il cazzo di vedere determinate cose, perché a volte vengono riprodotti in automatico certi video e certe cose, soprattutto su Facebook. Basta. Il mondo sta prendendo una brutta piega e questo ormai lo sappiamo da decenni, ma leggere notizie del genere è veramente sconcertante. Parliamo di notizie, ok, ma il materiale che gira sul web, soprattutto sul tubo, raga, c'è di tutto. Questo è un discorso che ho affrontato già qualche anno fa. Tutto ciò non fa altro che stimolare ulteriormente le persone deviate a fare atti del genere. Per quanto riguarda la notizia che ho letto qualche ora fa, ragazzi, la cosa è seria, ma veramente seria. La cosa è veramente seria. È sconcertante. È di una tristezza unica, raga. Che Dio abbia pietà di questi pazzi. Se meritano la pietà di Dio.